Eccoci qua, eccoci qua. Voglio operazioni preliminari. I preliminari sono belli, sono belli, sono belli e calma raga perché siamo messi bene in campionato, ma calma. David Beckham, Francone, Giacomo Brichese. E se c'è Giacomo Brichese il mondo è più felice. Viva Brichese, yeah. Allora. Allora andiamo con le operazioni preliminari. Ecco Michelotto, Alexandro, Borgia. E se c'è i preliminari, ecco Michelotto. Eccoci qua, però magari come stai zitto. Marchisio. Tu, 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 tu. Vai raga. Andrea Minelli, Rocco, Mick, Dark. Tutto pronto. È tutto pronto. Aspetta che lo scriviamo. Ai ai ai. Vai, vai. Vai. Vai, allora. Ok. Oh, è arrivato Api, ecco il presidente, ecco il presidente. È veramente un abbraccio al presidente, grazie, ma frega un cazzo di tutto, ci frega solo che stai bene. Vai, oggi live non lunghissima, ma intensa, raga. Dobbiamo farla perché domani non c'è sta. Allora. Un abbraccio al piccolo Api. Ragazzi, in campionato avevamo una chance che è più unica che rara. Stiamo calmi, stiamo buoni. Stiamo zitti. Intanto Laziale Gianpiccolo è sempre messo male. La squadra però c'è, il Q, vediamo un turno di riposo e Francone vediamo se continua come la partita precedente. Ecco Terence, Mussolini il Duce, molto bene, Bartolucci di Tino, vai. C'è anche il Duce ragazzi, mi sento ancora più tranquillo. Benvenuti a tutti i telespettatori che Ragazzi, raccontate la stagione al presidente. Michelotto, do a te questo compito. Devi farlo in 5 minuti. Vai, Pioi. Sassuolo e Venezia. Un saluto da Fabio Caressa con me per il Vai. racconto di questa partita. Ci sarà Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Terence. Bisogna ragazzi, bisogna vincerle. Per non dare a Mencarelli la possibilità di rientrare alla merdina umana. E neanche alla Juve, chiaramente. Visto che l'azione era pericolosa. Biondini se ne va. Occhio, Falcinelli, il Falci. E subito Apicella che è tornato dopo un viaggio difficile a Dubai. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Non c'era spazio. Pallone morbido verso la fascia. Ecco Tognin. Il piccolo Amedeo. Strategia giusta. Un bel lancio e un attaccante veloce possono scardinare. Cazzo è successo? Aspetta un attimo, scusate, c'ho la cuffia che si è incastrata. Ma porca mignotta. Cazzo si è incastrata? Ok. No, ok, un cazzo. Scusate. Ma no, ma non ci credo, eccola qua. Vai. Ditino. Terence. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. Il Bode qua fa un erroretto. Cerca di superare la difesa con questo. Dai Rodolfo. Bravo Rodolfo. E c'è Mito. Che lo dà il presidente. All'ape assassina. Maurizio. Ecco, cagata di Maurizio. C'è l'opportunità per il contropiede. Ma la riprende Maurizio. La riperde Maurizio. Non poteva fare molto altro. Prova la magia in profondità. Intercetta il passaggio. Bravo Api. Cerca cross in mezzo. Francone, l'uomo dei 1000 gol al scorso live. Terence. Ottimo. Mamma mia. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Michelotto. Non ha fatto bene nell'ultimo. Il Bode, no. Mamma mia, come si copre il Sassuolo.
Io credo che le Il Bode la recupera egregiamente e poi la sbaglia. fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta Il per presidente. della partita. E Maurizio. soprattutto non è stato No, capace di Maurizio, cambiare ma che inizio di merda di Maurizio. Che ieri ha fatto un bel gol, però. Dai, Mauri, dai. Mauri. Prova il filtrato. Mauri qua, bravo per Gai. Vai, Gai. Vai, Gai, non solo assist, Gai. Prova il cross a tagliare. Non ci credo, Francone non arriva, il Bode pensa Sfrutta non so proprio il movimento dei cosa. compagni. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Se prima di crossare non guardi, rischi di non trovare nessuno in Ma mezzo. stai zitto. Missiroli. Biondini. Che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto. Dai, in raga. diverse partite. La partita è molto chiusa, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Le due Poi squadre sveglia. sono in fase di studio e preferiscono Sveglia. prendere rischi. Sentiamo la pressione di Mencarelli che non so neanche se è collegato. Si può, ragazzi, si può, ma non giocando come questa fottutissima partita. Vai Nasdaq. Nasdaq per Kaiser Francone. Madonna, che male che stiamo giocando. La tensione comincia a essere alta adesso, eh. Francesco Acerbi prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Maurizio. Prova un Gulliver. traversone dalla tre quarti. Kaiser. Arma letale. Arma letale. L'arbitro Pioi. non ha dubbi, calcio di punizione. Posizione invitante. Gai. Deve anche provare una conclusione diretta. Gai vuole svegliarsi così. La conclusione. Ecco il tiro. Qua il Bode prova una cosa difficile ai E non 99.000 trova stati. la porta davvero per pochi centimetri. Molto ambizioso. Ciao, Jacopo forse Gasperini. troppo, diciamoci la verità, era difficile battere il portiere da quella distanza. Terence. Dai, raga, però. Biondini. Missiroli. Cerca spazio. Occhio, dai Ditino Bartolucci. Bravissimo Ditino. Sidoti quest'anno ha perso un po' il posto per il momento, eh. Più che altro è un Bartolucci che è sempre in forma, è proprio sfortunato Sidoti, che però non sarà ceduto minimamente per il momento. Se più non se le va, che anche Alamos. Però su PES 18 ci saranno grossi cambiamenti quando ci sarà. Vince il duello fisico e fa su il pallone. C'è fallo. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Perché Ditino? Perché ha fatto un Ditino in una partita con il suo Ditino, ha detto no all'arbitro e da là Ditino, l'ha fatto più volte. Cerca l'uomo là davanti. Presidente, Gai. Attenzione Maurizio, mamma mia che male che stiamo giocando. Ciao Gabri Cesa. Vai Rodolfo. No, ma no. Francone! E il Kaiser la sbaglia, questo è un brutto errore. Bartolucci. No, ste robe. Ah, brutto errore di Francone. A tentare una conclusione da quella posizione. È stato un brivido per la Maurizio. squadra, ma si è fatto trovare pronto Maurizio. con l'anticipo. Maurizio. Nasdaq. Musica e magia, ma Nasdaq, mamma mia, oh. 0-0. Primo tempo che finisce qui. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza. Tranquillo, Duca. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Vai. 0-0 alla fine della prima frazione. Ragazzi, un brutto 0-0, serve Terence qua e anche il presidente. Adesso vogliamo abusare del presidente dopo tanto che è mancato. Attenzione Francone, no, basta baratro Francone. Dai Franco! La mette in mezzo ma non arriva, incredibile. La parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Bode, il Bode, fa un gran numero il Bode! No! Comunque ragazzi avrei un progetto in mente di oltre fare la squadra del canale, Certo, non sarà contento fare la modalità Universe del canale perché è l'unico modo diciamo per sfruttare WWE ormai, che proprio i personaggi non mi piacciono più, però non lo so, la vedo una cosa un po' difficile. Ecco, l'unica parentesi che volevo fare adesso solo partita, vediamo se sarà possibile, non prometto niente. Bartolucci. Madonna Bartolucci, ma perché giochiamo così però? Sanguinoso, per poco non pagavano con il gol.
È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire Dai gli raga, inserimenti al centro, dai raga, o per c'è bisogno cercare di mettere tutti palloni adesso. pericolosi in mezzo. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Francone, E passa. Francone. Ma non ha fatto la sovrapposizione però. Ci sarà rimessa laterale. Gai, deve svegliarsi Gai. Gai. Ottimo Deve entrare il così, Cume tra spazza poco. via. Manca Agi. Pintus. Nasdaq, dai, mettila in mezzo. E il Bode! La incorra Bonelli! Arma letale! Grandissimo assist di Nasdaq però, mamma mia, finalmente ci svegliamo. Questo è un colpo di Guardate testa Nasdaq, manuale. perfetto nel cross e boom! Il Bode imita veneziano, 1-0, yes! Un gol che lo porta nella parte alta della classifica. Bravo Bode. Si riparte dall'1-0. L'allenatore ora si trova di fronte a una scelta molto importante, se continuare così oppure effettuare un cambio tattico. Certo, se vuole agire lo deve fare nei Dai, prossimi raga. minuti. Michelotto per Gai. Gai, no, da darla al Bode. Ma no, da darla al Bode. Gai la recupera, però Gai si è rotti i coglioni. Il ritorno di Gai! Non ci credo, niente. Gai è sfigatissimo quest'anno, però, Michelotto. Gai, dai che vogliamo anche Terence, che è in un momento un po' di stallo in questo momento, Acerbi riesce ad allontanare. Buon recupero, anche se Bravissimo Gai, Francone. Nel calcio Fallo sul Bode, molto brutto. Dubbi l'arbitro. Ecco Agi. Da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. l'arbitro Vai, ha vai. avvisato, ora non può più permettersi di fare falli Peccato. azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta E se attenzione. Saltelli, segna Bodelli. E se Terence è stanco, mettiamo il Duca. Che il Duca è un giocatore sempre importante. Togliamo Francone, mettiamo Rocco. E mettiamo proprio Sidoti. Che ha 86 ragazzi, Sidoti. Gai. Mamma mia il Duca, mamma che giocatore è, lui è veramente la riserva d'oro della squadra. Ci è andato molto molto vicino, un tiro ottimo. Attenzione Rocco, Rocco bellissimo ancora per il Duca. Peccato. No! Bravissimo Mauri. Ecco il Mauri che vogliamo. Mamma mia, quest'anno finora ancora come diciamo best c'è ancora poca carne al fuoco, però in questa stagione. Appoggia il pallone largo con eleganza. Bravo Gerva. Gai, peccato Gai. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Cerca spazio. Bravissimo qua Gervasi, ottimo intervento Nasdaq. Sarebbe fondamentale sto 0-1. No, stai zitto Cume. No, no. No! Ma ero con Gervasi, ma porco due. Ma ero con Gervasi ancora, però basta. No, basta però. Ma ero con Gervasi, ma cosa c'entra? Ma Dio Siamo Cristo. ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica scelta Come possibile. possono fare 2 scivolate consecutivamente? Ma Perché una dai. difesa Ma in dai. modo organizzato non arriva a questo punto. Adesso la paro perché c'è Api. La paro perché c'è Api. Vaffanculo. Sbaglia dal dischetto. Freddissimo. Parità. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Questo è pesante, invece era bello il vantaggio, ma non vincere questa così. Mai visto 2 scivolate consecutive, se ne controllo uno, Cristo. Ora Vai. l'inerzia della partita Gai, a esce suo favore. durissima, esce Può durissima. provare a vincerla. Gai. La mette sulla fascia. Occhio ragazzi.
Poteva essere Non un do contropiede colpi a interessante Pintus, non questo. avevo capito Peccato. come sia possibile una scivolata in sincro. Pallone alto e lungo sulla fascia. Non ci voleva sto pareggio, appena L'azione si stava detto. facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. No! Prova a Maurizio. metterla subito in aria. Gai. Bravissimo Gai per il Duca. C'è il Fallo, tiro cazzo, dell'arbitro, però. fallo. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Dai Gai, regalaci un The Dream. Cerca spazio. Bellissimo C'è questo. uno spunto. Mamma mia che giocata. Grande. No. Era una giocata micidiale. La gioca bassa. Ah, peccato. Dai, Agi. Prova il tiro. Gai. Neanche angolo, neanche angolo. Che sfiga. Dai Duca, regalami un The Dream bestiale. Vai Rocco! No, Rocco no, Rocco no. Ma la palla è uscita di poco. Si è gettato sulla palla con convinzione. Ma no, era il gol Ha della solo un po' di vittoria. precisione. Madonna di Dio. Dai. Ancora Rocco. L'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Ma vaffanculo. Ed è arrivato il segnale di Non chiusura ci voglio, della due gara da parte punti dell'arbitro. persi in maniera Finisce atroce. comunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Vediamo la Juve e la Lazio. La Juve vince. E a Lazio? La Lazio perde ancora, la Lazio è finita, c'è solo la Juve, però sono 3 punti. Mamma mia, la Lazio è crollata, non ne ha più vinta una. Venezia e Juve se la giocano 3 punti. Mamma mia. Mamma mia. Barocco Bode. Dopo tante vittorie arriva il pareggio. Atalanta-Venezia, squadra partita difficile. Porca miseria. Pintus squalificato. La Juve è tornata, mamma mia, siamo anche messi male. Siamo anche messi male, dopo c'è l'Europa League. Ai ai ai. Zincaro, devo dare un po' di riposo a Michelotto perché non è in un gran momento. Per quanto ci sia la roba che lampeggia, non basta, solo quella. Veneziano qua lo mettiamo. La difesa anche, insomma, Piccella. No, Piccella, scusate. No, non puoi metterlo Dark. Bartolucci diamo un po' di respiro. E Tognin per il rumeno. Vai. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno. Dai ragazzi. La partita di oggi è tra Atalanta. Questa bisogna vincerla perché adesso la Juve fa sul serio, Di nuovo. Il Cume è mancato. Comunque c'era il Cume, non la sbagliava quella di Rocco. Ottima pressione la sua. Vai. Palla recuperata. Il Cume. Cerca Attenzione di il maestro, ha dato Tognin, subito Tognin. Serve anche Terence, però Terence, anche lui, Terence e Heyman comunque sto anno sotto le aspettative, Passaggio in avanti. Petagna. Terence. Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Api. Mette il fisico e conquista il pallone. Il Canni, mamma mia, raga. Edin Dzeko. Pallone alto nello spazio. Petagna, no, se ce n'è Petagna me ne vado. Qui deve tirare. Mamma mia, meno male. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. No, ancora. Con sti cazzo di rinvii da cioccolataio obeso. Per calciare. Bravo Api 3. Grizzly. Veneziano, giocata formidabile del Cume, che la dà al Bode, che la rimette in mezzo, ma male. Deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo.
Tognin. Fa il suo, allontana la palla. Che giocatore strano, Tognin. Raga, ho bisogno di supporto perché la squadra la vedo un po' stanca, eh. L'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate, i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Palla larga. Alamos. Anche lui se n'è andato. Mette in mezzo il traversone. Mette fuori il pallone. Terence! Non ci credo. Hanno sfiorato il gol. Penso che sia stato troppo bello. È come Incarelli. Tentare una conclusione da quella posizione. Fognarelli. E fa su il rinvio degli avversari. Prova la giocata nello spazio. Palla nello spazio, attenzione. Dai Bode. Il Bode la mette in mezzo, ma il Cume non ci arriva. Mamma mia, facciamo fatica, eh. Zincaro. È tornato Yoga Bonito. Che era buona, ragazzi. Quasi perfetto, ma non abbastanza. Alejandro Gomez. Speriamo non sia la fine della finale. Ha cominciato a fare Rabone e è crollato. Dai, ragazzi. No. Dzeko. Occhio, può andare. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Il controllo non è stato impeccabile, per questo ha perso la palla. Occhio, occhio! Gol, ma porco due. Prendere l'applauso del suo pubblico. Ha segnato un gran gol. Un tiro eccezionale. Ha tirato un missile. Una conclusione di una potenza terrificante. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Maestro. Prova a scavalcare il centrocampo con il Non passaggio. siamo competitivi in questo momento. Prova a saltare il centrocampo. Il Cume deve entrare in area di cattiveria. Bravissimo il Bode di tacco! Ma niente, non se ne sta pianendo bene una, eh. Sicuramente non una parata semplice. Tranquillo, Api, però non ridiamo, nel senso stiamo concentrati. Il Bode. Va di testa. Una buona iniziativa. Zincaro di testa. Josip Ilicic. Incredibile. L'Atalanta sfrutta tutto il campo con questi movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì, Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. Terence. Perché? Perché sacrifichi Concordo troppo sui gli doti. attaccanti, li allontani Concordo troppo sui dalle doti. aree di rigore. Concordo sui doti. Attirando i difensori sull'esterno Bravo sui doti, per angolo. starsi al centro, ma poi in mezzo non ci sono gli uomini che hanno maggiore dimestichezza con il gol a sfruttarli. Vai Bode. Il Cume. Allontana il pallone. Ma no, ma cosa fa il Bode, madonna? Laterale. Appoggia il pallone largo con eleganza. 39esimo. Terence, no, madonna, Terence non è in forma, eh. Dai, riscattati subito, C'è la palla Terenzino. avanti. Dzeko vuole la profondità. Petagnone no. Tocco preciso. Bravo sui Il doti. Venezia riesce a uscire da una situazione Zincaro. piuttosto intricata. Zincaro, l'apprendista di Chopin si distende. L'apprendista si distende. Molto bello per Tognin da Yoga Bonito. Yoga Bonito. Cross in mezzo. Il Bode non ci Spazza il arriva. pallone. Ma cos'è, madonna di Dio, mamma che male che giochiamo. Yoga Bonito. Riesce ad intercettare. Dai Bode. Il maestro non ci arriva. Comunque il migliore negli angoli è Eyman. L'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso Se il di vedere maestro un non mi è paio di cambi piaciuto, nel entra secondo Gai. E mi sento Francone per un Bode deludente.
Vai. E iniziano Francone. i secondi 45 minuti. Che tiro a Francone, mamma mia. Ancora un tempo davanti, nulla è perduto. Ma Raga, dobbiamo svegliarci, però solo pensare alla squadra, dai, Gai. Completamente diverso. E prendere in mano la partita fin dal primo minuto. Tognin ci prova, bello anche. No, vabbè, però siamo sfortunati, Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente Prova la meglio. giocata nello spazio. Dai, Cume. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Poteva essere un contropiede interessante questo. Prova il Peccato. filtrante. Dai, Api, dai, Api. C'è il cross. Attenzione, si libera la grande. Bravo Grizzly. Dai, Gai, bravissimo Gai, finta di corpo, dopo la perde male. Numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ma cos'è sta roba, raga? Cerca spazio. C'è il tiro. Grande palla di Dzeko. Ora doppio vantaggio per loro. Gli hanno lasciato un sacco. Ciao di Maghero, ciao. bravissimo. Grande vecchio mio, un abbraccio. Da una vita che non ci sentiamo. Scusami, siamo in un momento un po' difficile. 2-0 dunque. Un gol determinante. Con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Alejandro Gomez prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì. Dai, Cume, dai, Cume. Il rischio è che No! tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo per esempio ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti. Esatto. No, Francone che batte gli angoli. Spazi davanti che gli avversari possono sfruttare. Ma Ad no, esempio, ma colpendo no. dalla distanza. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Incredibile. Bella apertura. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Male piccolo Amedeo. Male. Il portiere si oppone. E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ma cosa fa? Madonna, ma Ha come stiamo intuito giocando, perfettamente Gai? la traiettoria della palla. Gai, Grande la 65esimo è durissima. Gai. Anche veneziano poco. Oh, madonna, però anche un fallaccio del genere non fischiato. Ultimo cambio. Incredibile, non ho parole. Bell'anticipo, pericolo sventato. Giangrosso. Grandissimo, bravo, dai Gai. Dai, riapriamola, veneziano. Può tentare la conclusione. Il Cume, bellissimo Grande tiro. parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Dai Gai. E la difesa sventa il pericolo. Allarga sulla fascia. Ancora per Gai. Ancora per Gai. Prova il cross a tagliare. Il rumeno! Non ci credo! Passo del portiere. No, vabbè, gol! Francone la mette, ma che spiega il rumeno. Due cose strepitose. Bravo Francone di giustezza. Dai, siamo ancora vivi. Tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Mamma mia, il rumeno, peccato. Grande Heyman. Non puoi concedere Grande occasioni di assist. difendere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Rumeno, due belle cose. Poi Francone di giustezza e di rapina. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. No, no. Mamma mia. Passa. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in Dai ragazzi, almeno il pareggio perché la Juve vince, se no andiamo a parità di punti. Dai Api. Api 3. Api 3 per Agi 21. Ha spazio sulla fascia. C'è il cross. Cross allontanato, niente. Dai, crediamoci, Sidoti, Concord Sidoti. Zincaro. No, ma porca mignotta, no. Heyman la recupera, la riperde, la rirecupera. L'Atalanta, a quanto pare, c'è fallo.
Zincaro. E trova Dai, bene Terence compagno. no, Terence non c'è questo. Ottimo Terence non c'è proprio per il momento, fondamentale. Guy. Dai, Terence, dai. Terence, per Sidoti. La mette in mezzo, Francone, non ci arriva. Il rumeno. Ottima pressione la sua. Palla L'apprendista, non meritiamo di fare. Veneziano ci prova! Micidiale di sinistro! Il come l'ha messa! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol! Ha impattato Guardiamo che il roba, portiere, è Agi. riuscito a metterlo dove il portiere La recupera sarebbe- Zincaro, mamma mia Veneziano! E bacia la curva, 2-2. Situazione di parità. Mamma che fenomeno, siamo 4 minuti per provare a vincerla. Ormai sono diventati Stiamo degli buttando via specialisti punti di gol, però, insomma, Cesarini. Secondo le statistiche sono proprio gli ultimi minuti del secondo tempo, il momento in cui segnano il punto. Dai Terence, dai. Prova a metterla Dai alla su- fine. Francone se la allunga male. prova a Guy realizzare. Attenzione, per grande- Veneziano. Terence, dai. Niente Terence, mamma mia Terenzigno. De Roon con il Cazzo lancio a in avanti. Terence. Agi. Traversone dalla tre quarti. Francone. Dai Terence. Dai. Dai. Gol, 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 gol. Stavolta Terence l'ha messa è veneziano ancora. Ecco cosa succede a lasciare spazio in aria a un giocatore come lui. Mamma mia che impresa! La difesa poteva fare- Mamma mia che impresa! Torna il presidente in presa, guarda che roba! Davvero una grande Mamma mia il come l'ha messa, ci ha fatto sudare! Ah! Yes! il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. In effetti non è Grande che magro! L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Mamma mia! Finale di partita. Mamma mia il come! Succedere davvero di Da tutto. pippe! Prova a giocare Stiamo dentro zitti. dalla distanza. Bravo Api! Sì! Mamma mia che miracolo! Questi sono pesantissimi per il campionato. Sono pesantissimi questi. Erano partiti male. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, la Lazio rivince. Vediamo la Juve. La Juve perde. Mamma mia che occasione, 6 punti. Mamma mia, siamo a più 6. Mamma, siamo a più 6. Ecco, addio, comincia Api, comincia, godo. Ma calma, siamo a più 6. Calma, siamo a più 6. Adesso c'è il Tottenham. Oh, Dio mio. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. E adesso pensiamo all'Europa League, ma che vittoria, 91. Gian Grosso è morto, la morte di Gian. Allora, mettiamo Dark. Francone ce lo portiamo via, Francone è in una buona condizione. Ma non c'è Zincaro, però non qua, cazzo, a destra mettiamo il Togno. Ok. Però Terence adesso devo dare un po' di cose, perché comunque a parte l'assist non mi sta piacendo in questo momento. Chiaramente torna Pintus. Aramos lo mettiamo in panca. E qua così. Vai raga. Grazie Alessandro Goni. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire. Mamma mia, mamma mia. Da un momento all'altro. Che vittoria ragazzi, questa vale tutto, 6 punti da... Che mi affiancherà. Mamma mia, la Juve ha perso, incredibile, vai! A te, a tutti gli amici allo stadio e E adesso proviamoci. In Europa League con il Villarreal abbiamo rischiato Qual è il tantissimo. giocatore chiave di questa partita? Io credo Luca. Christian Eriksen. Francone, siamo i campioni in carica. Veneziano! Oh, La palla tra i piedi. no! No, ma che bello! Mamma mia, subito! Mamma, che cosa aveva fatto al volo? Silenzio, 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 ci sono io. Only Kume, only Kume. Al momento giusto. Ha avuto un guizzo Mamma mia, il da Kume ormai, grandissima qualsiasi confidenza. cosa che Quelli ti tocca è gol. intuiscono prima cosa sta per accadere.
Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. Davvero una grande partenza, un No, ottimo inizio. attenzione Kane. Occhio, può andare. Mamma mia, stavolta è palo e non gol, però i godo. Il Duca. Eyman, dai, che la fortuna deve volerci bene ancora in Europa League dopo che l'altro anno l'abbiamo vinta, grazie al tanto cuore, ma Pallone morto. tante cose strane. No, Vito! Mamma che partita, ragazzi. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Ma porco due, no, Tutto solo là vabbè. davanti. Meno È male. riuscito a Basta, parare. non la tiro più bassa. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Bravi. Scusate un attimo, raga. Dai. Sì, c'è proprio il bug allo stadio del Tottenham che l'hanno creato. Vabbè, non pensiamo ai bug. Ti prego, no bug. No bug, no api, no bug, dai. Francone, in un bel momento Francone, eh? Bell'uomo Francone, sempre stato un bell'uomo Francone. La Mela prova a crossare da tre quarti. Occhio. Bandele Alli. E delle ali di sto minchia. Bravo. La mette in Michelotto. ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mauri. Gai. Francone, bellissimo. Dai Cume. Attenzione. Peccato. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ditino. Bravissimo Ditino. Grande Ditino. Vai Ditino. Occasione. Ditino! Il tiro. Veneziano, non ci credo, se la segna, è incredibile. Mamma mia ragazzi, mamma mia, dovrei fare il double in Europa League, no, Ipoteca sulla partita. Calma. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Notte Barocco, grande Ditino. Spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto meglio. E sono 4 per lui in questa competizione. 2-0 dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Occhio, Prova il filtrante. bravo. Ciao De Maz, no, ciao vecchio mio. Mauri. Vuole la profondità. Occhio. Bell'intervento. Abbiamo ancora vinto L'arbitro dice che niente. non è fallo. Cerca spazio. No, gol. Palla dentro, Secco. gol. È come l'altro Hanno anno. sofferto, Bravo Kane, hanno bel gol. creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Kane è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questi Bravo Franz. possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Ed è la seconda rete. Vabbè raga, va bene, è chiaro, il Tottenham non può stare a guardare, lo sapevamo. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per Però pareggiare. fare 2 gol fuori casa, contando che in casa giochiamo sempre bene, non è detto però. Insomma raga, abbiamo già vinto l'Europa League, una Supercoppa, una Coppa Italia. Siamo primi in campionato. Prova il traversone. Pallone Siamo alto e il lungo quarto sulla anno, fascia. siamo, non mi ricordo, il Bandele quarto anno Alli, siamo. ha spazio per affondare. Arriva Christian No. Eriksen. No, beh, non è mai fallo. Vai Yoga, sì, Serie B, primo anno, te. Prova a fare tutto da solo. Tega il duro ma efficace. Mi sembra il quarto La anno, situazione si era davvero Mi complicata, pare. sono riusciti a metterci una pezza. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo. Non sono Occhio ammesse però adesso, distrazioni. occhio. È stato veramente bravo. Occhio, bravissimo Mauri. Certo. No, ste cagate. Gol. Mamma mia, grande mito. Dice di no. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto.
Bravo Miche. Allarga sulla fascia. L'arbitro fischia. Buono, buono. Comunque raga, siamo al quarto anno, vero? Un bello spettacolo. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Vai. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Bandelé Alli. Dai, no. Regolare, dunque calcio di punizione. Riceve un Occhio, pallone occhio. Grande ancora Mito. Sta salvando Mito adesso, eh. Che è una bestia. Non una parata semplice. Grazie Terence. No. Sissoko. Bravo Ditino. Vai Francone. Vai Francone. Francone si distende. Francone si distende. Vai Ditino. Può calciare a rete. No, che cagata. Ma dopo Ditino la riprende. Vai Ditino. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Gai. Il Cume! No! Per la tripletta, cosa mi ha preso? Una buona iniziativa, ma non è bastato. Cosa mi ha preso la fondamentale sul terzo gol? Speriamo di non pagarla. Tognin! Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Non ci credo. E va a colpire. E Tognin! Yoga! Bonito! Su grandissimo assist di Gai. Ottimo questo. Boom! Grande Yoga Bonito. Gol in Europa. Che ha dato il pallone era perfetta. Il portiere non ha potuto fare niente. E si riparte con 2 gol di vantaggio. Un gol meritatissimo secondo me. Michelotto, madonna come stiamo giocando però a Londra, mamma mia, però stiamo zitti. Vuole la profondità. Occhio. No, non vedo un cazzo. Bandelé Alli. Non vedo un cazzo. Arriva Christian Eriksen. Ma perché fanno gli stadi così con l'editor? Mamma mia, oh. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Non poteva fare molto altro. Calibra un bel pallone. Bravissimo Dark. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Penso che abbiano deciso di giocare più larghi Occhio, per creare più occhio. spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Prova a metterla subito in aria. Sissoko. Cerca No, gol, 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 gol. concludere. Una giocata pazzesca di Lamela. Vabbè, è così, lo sappiamo. La Mela ha effettuato un ottimo Mamma inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede no, e no, scatta no, nel no. tempo giusto. Quando il Tottenham attacca veloce non riusciamo a tenerli. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Api è tua, bravissimo Api. Adesso non prendiamo però, cerchiamo di vincerla. Un calcio di punizione. Io firmo per il 3-2 ragazzi, sinceramente. Grandissimo Gai. E dopo però si perde. C'è mancato poco e sarebbe Quest'anno che strano Gai sto anno. anno. Bel duello. Ma che cazzo? Stanchissimo. Mettiamo Terence. Rocco per Francone. Al posto di Gai proviamo l'Arcangelo Bianco. Stagione stranissima. Il portiere la calcia lontano. No, Bartolucci non ci arriva. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Tognin. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo.
Bandele Alli. Bravo Nasdaq. Vuole la profondità. Bravissimo Nasdaq per il Cume. Compagno. Vai Cume. Il Cume di rabbia. Il Cume di rabbia. No. Accettare. Poteva essere un Ma contropiede porca interessante miseria. questo. Peccato. La butta in mezzo. Api. Mauri. La Mela. Bravo Mauri. Non No! ha dubbi, calcio di punizione. Decide di sfruttare la fascia. Bravo Api. No, Pintus non ci arriva. Api cosa fa? Api scappa, mamma mia. Prova la giocata nello spazio. Moussa Sissoko. Dai Francone, veneziano non ce la Non riesce a fa. metterla No. dentro. Provano a ripartire da dietro. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà No, finito. ma dov'è il fallo? Boh, vai. E questo è fallo, non Va ha dubbi bene. l'arbitro. Lungo passaggio in avanti. Prova il filtrante. Vai Cume, dai cazzo adesso, dai che riusciremo sempre al 90esimo sto anno. Se ne va. Cume. Il Duca. Dai. Ah, peccato. La Mela, autore di una rete in questa partita, decidono di giocarla all'indietro. E l'arbitro Va bene, 2-3 non è male. Una grande prova di carattere, un grande risultato quello ottenuto dalla squadra ospite. Beh, certo, andare in gol con il primo tiro in porta sicuramente facilita il compito di una squadra che deve vincere. La rete ha dato... Meno male che l'abbiamo vinta, però ragazzi, che partita. Adesso c'è il Torino. Mica. Allora, qua. Ok. Sì, bel risultato, raga. Allora, facciamo un po' di cambi. Non troppi, però, eh. Veneziano non è in forma. Però il Bodi in questo momento non mi sta esaltando. Dark, diamo un turno ad Api. E basta. Vai. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio di... Dai ragazzi, bisogna vincere. Il campionato abbiamo solo 6 punti, che non sono pochi, ma neanche Oggi si tanti. affrontano Venezia e Torino. Vai. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? E a Ma caso... cosa vuol dire? No, vabbè, cioè. Iago Falche è con Young. No, sta zitti, basta ridere. Palla intercettata, Mauri. ottimo il suo senso della posizione. Prova a passare la difesa, scavalcando Dark. col pallone profondo. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Poi le Bangai. Cerca la fondo, palla al Il rumeno. Il rumeno, peccato. Deve essere un contropiede interessante questo. Peccato. Il Torino ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Scusa, dai, basta. Nello spazio. Grande movimento nello spazio. Gervasi. Mamma mia. Terence. Guy. Terence. Sidoti. 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 Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso. Mamma mia, Sidoti. Problemi al portiere.
Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Passaggio in avanti. Acqua. Come nuovo sponsor, ma Apicella ridiventa sponsor, non si capisce questa cosa. Apicella fa lo sponsor, era già sponsor, lo rifà. Effetto al cross. Apicella può fare lo sponsor 2 volte. Era scaduto. Pensavo durasse sempre. Cioè sempre finché tu non lo annullavi. Grazie, vecchio mio. Fria qua. La mette sulla fascia. Ragazzi, piccola domanda tecnica per chi è più esperto. Ma sapevate che su certi monitor per il 4K c'è bisogno del sto cavo DisplayPort per avere gli hertz più alti? Non lo sapevo sta cosa. Se qualcuno lo sa, io ho preso il cavo, però dopo mi mancava questa. Dopo chi ha voglia di rispondermi, se conosce questa cosa, me lo può scrivere. Comunque grazie a Api, però bisogna vincere. Heyman, Terence, Sidoti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Gai. Prova ad andare. Ma niente, so. Si era creata una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse. Grande Api, grande. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Ci prova Terence, niente da fare. Fuori di poco, sfortunato. Le interviste siamo un po' fermi adesso, dove stiamo troppo concentrati sul campionato. Un tiro ottimo. Lungo passaggio in avanti. Baselli allarga il gioco a destra. Sulla destra. Prova il filtrante. Passaggio in avanti nello spazio. No. Cerca la rete. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un Io sì, come bravo Arca. È un Asus PB qualcosa. 500 euro, speso una cifra non altissima, però non è male. Insomma, serve su DisplayPort del cavolo. Vabbè, dai, pensiamo alla partita per adesso. Niang si libera la grande. Giusto, Terence. No, Niang al gol. Grande mito. Ottima la parata del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Non pronunciamo quella parola. Prova un traversone dalla tre quarti. Francone. Tenta di calciare. No. Pallone fuori di un niente sulla sinistra. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Baselli, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Ottimo il fraseggio. Vai Mauri. Cerca spazio. Terence. Ad avanzare verso l'area. Se l'è bevuto. Bravo Terence. E dopo perché non la metti come solito? In out, ci sarà rimessa laterale. Scodella il cross. Agi bellissimo. Niente. Michelotto. Effettua un cross dalla tre quarti. Vuole la profondità. Niang riceve un bel pallone. Ecco Niang. E l'arbitro fischia la fine di questa prima. Il campionato siamo un po' emozionati, si vede. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio. Stai zitto, Mencarelli, chi cazzi. Possono portarsi a casa la vittoria. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita. Baselli. Il spettacolo migliorerà. Mamma mia. Baselli Francone. ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Niang. Baselli prova la giocata nello spazio. No. Niang. Mamma mia, grande giocata di Niang.
Che gol di merda. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol. Niang realizza il quarto gol stagionale. 1-0 dunque. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Dai, non vanifichiamo il miracolo con l'Atalanta, però. Bella rete di passaggi. Prova il filtrante. Guarda che andati, andati. Calcio di punizione. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica No! Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, Ai, ai, in modo ai. organizzato, Rosso non per arriva a questo Gervasi. punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Non ho parole, vai. Il Siamo anche in Torino 10. arriva a questa partita forte della vittoria conseguita nel derby della scorsa giornata di campionato, un risultato che sicuramente ha dato grande morale e convinzione ai giocatori. Sveglia, dai, sveglia però adesso, eh. Anche in 10 voglio il pareggio Cerca almeno. di superare la difesa con questo pallone lungo. Iago Falche cerca il pallone No, filtrato, Gai, non ma c'è perdermela il tiro così, della Gai. L'idea del passaggio era giusta. difesa. Ma basta, me l'ha già passata però. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Era una situazione di pericolo e sono stati costretti a risolvere il problema con un fallo. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è l'unica soluzione possibile. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Ci prova! Il tiro era nello specchio della porta e ha impegnato il portiere, ma da quella distanza la conclusione poteva essere più efficace. Dai, raga, dai. Jacobsen è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Dai, raga, dai. Ma va a vanificare l'impresa con l'Atalanta. Palla che torna nella zona del portiere. Lancio lungo del portiere. E siamo anche in 10. E intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Bel pallone. Il Venezia non sta giocando al meglio delle sue possibilità, No. non credi, Luca? Sì, hai ragione Fabio, probabilmente anche il ricordo dell'ultima partita che hanno disputato contro questa squadra sta condizionando i giocatori. Sì, la partita di traffico, Anche mi loro erano ricordo. favoriti, ma gli avversari li hanno beffati trovando subito il gol del vantaggio. No! Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova a giocare. Dai, Rocchino, dai, Rocchino. Bonito, ancora per Rocco, dai Rocco, dai Rocco, dai Rocco. Rocco, ma porco due Rocco, madonna Rocco. Che strano giocatore che è Si Rocco. dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Terence non è in un gran momento, come non lo è Eyman. Agi bene, però in sta live un po' meno. Bella palla ad allargare il gioco. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Dai Bonito. Bella palla. Bravo Per allargare il Bonito. gioco. Marocco. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Che veneziano anche la freccia giù. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Ecco il tiro. Il portiere dice di no. Da Alexandro. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce Cerca l'hanno la fatta. profondità. Bravissimo Alexandro, veneziano fa un numero d'alta scuola poi. Può calciare Il in Cume. Merda. Mauri. 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 Mauri! portiere. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Dai Rumeno.
Gran colpo di testa. Gol! No, Rocco, ma te le mangi tutte. Che sboro, Rocco, te. Credo che È la abbia Fashion avuto Week troppa del fretta. cazzo. Avrebbe dovuto agire con più calma in questa circostanza. Certo, è facile dirlo da qui. Ho paura che sia andata. Dai, proviamoci. Ottimo intervento di copertura. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. E ora deve concludere Niang. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Ha provato a ripetersi. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Bravissimo Kume, non ci credo. Scavalcandola col pallone profondo. Nasdaq di cuore. Nasdaq per Agi. Dai, Agi il cioccolatino, Agi. No, così. Il Kume. Niente da fare. Niang oggi è andato a segno. Guarda cosa stiamo perdendo. Dopo la coppa, per carità, ci sta, però. Niang, Bravo Mauri. Dopo non ce la fa più. Baselli, Bravo Rocco. Ultima chance. No. Iago Falche. Cagare. L'arbitro dice che può bastare. E così hanno lasciato i 3 punti agli avversari. Non una grande giornata questa. Troppi errori. Alla fine questo è un Vaffanculo. risultato che ci può stare. Forse nella ripresa... Speriamo che la Juve manco aveva pareggiato. Ha vinto. Tre punti, mamma mia che campionato, ragazzi. Sì, la Lazio non è più vinta uno. C'è anche la Coppa Italia, tanti impegni abbiamo. Meglio così, per carità, però. Venezia, Tottenham. Alexandro malissimo. Ma tutti fuori forma siamo. Ai ai ai. Sarà dura, ragazzi. Sarà molto molto dura. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Grazie Fabio. Vai, ragazzi. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme. Sarà durissima perché siamo tutti fuori forma, però con l'1-0 passiamo noi. Il Venezia ha ottenuto un grande risultato. Vai Terence subito, vai Terenzino. Può giocare davanti ai propri tifosi con ottime chance di ottenere la vittoria finale. E oggi può accontentarsi anche di un pareggio per accedere ai quarti di finale. Non siamo in grandissime condizioni, Ottimo Bravo intervento. Ditino. Passaggio in avanti. Riceve un pallone interessante. Bella apertura. No. Prova il filtrante. Bravissimo Dark, sta giocando bene, Michelotto. Prova la giocata. Vai Duca, vai Duca, vai Duca. Occhio al cross. No, veneziano, perché? Pallone troppo profondo, se ne va oltre la linea.
Sissoko Occhio. allarga sulla fascia. No. Ah, la mossa, attento. Prima di andartene non fare cappelle. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Bravissimi. Terence. C'è la palla lunga in avanti. Vuole la profondità. Bode, vede bene il Duca. Vai Duca, vai Duca, vai Duca, vai Duca, vai Duca, vai E Duca. passa. Va bene, va bene, va bene. Devono fare molta attenzione Vai, sui Bode. calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel Il gioco. maestro, peccato. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. E fa su il rinvio degli avversari. Terence. No. Aurier. E il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Sono concentrato, raga, scusate. Christian Eriksen. Aurier. Moussa Sissoko. Occhio. Cerca spazio. Credo però Fuori ci sia gioco. fuori gioco, sì, è così. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinee ha alzato la bandierina. Api la butta su. E intercetta opportunamente. Vai, visto Duca. che l'azione era pericolosa. No, cumulativo di Merdus. Bandele Alli. Christian Eriksen. Michelotto, no. Dai Cume, dai Cume. Cerca di sfruttare Bravissimo lo per il spazio. Bode. Ed ecco il cross. Terence, Non era madonna. male. Brava la difesa in questa situazione. Bandele Alli. Christian Eriksen. Ottimo il fraseggio. Provano a ripartire da dietro. Dai ragazzi. Ottimo Bode. passaggio, deve tirare. Ci prova. Mamma mia, Perdendo peccato. questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto. L'ha visto un attimo fuori, il portiere ci ha provato. Christian Eriksen. Passaggio sulla destra. Vuole la profondità. Tocco preciso. Vuole tirare. Mande mito. No, Alamos ti Può odio. concludere. Un gol d'antologia. Un tiro eccezionale. E arriva così il gol del vantaggio. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e Come cambia col Villarreal, direzione. adesso sarà una sofferenza Un gol davvero da devastante. brividi. Mamma mia, che Europa League sto anno. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Christian Eriksen. Bella rete di passaggi. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. No, non possiamo perdere in casa il Non nostro è stato fortino da sempre. sufficientemente preciso nel passaggio. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Però anche col Villarreal Prova la giocata nello spazio. non è certo l'Europa League dell'altro anno. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Ora dovranno essere bravi a mantenere la calma e non perdere la fiducia. È vero che sono sotto, ma hanno ancora un vantaggio da difendere in virtù del risultato dell'andata. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Beh, quel che è fatto è fatto. Non devono pensare al Oh, primo tempo, attenti. ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con Vai, più Mauri. uomini. Non hanno altra scelta. No, Mauri, no, un appoggio semplice, Mauri. È semplice, Mauri. Prova a saltare il centrocampo. Tocco morbido. Il Bode prova a lanciare il Cume, non ce la fa. Christian Eriksen. Bandele Alli. Ha già lasciato il segno oggi. Prova il filtrante. Occhio. Hanno ottenuto un fallo laterale.
Terence, passaggi, cosa fa? Cosa fa? Sarà Madonna. comunque rimessa in gioco con le mani. Sissoko prova a passare la difesa scavalcando Occhio. il pallone profondo. Dai, come col Villarreal in sofferenza, ma portiamola a casa. Il Tottenham sembra stia provando a sfruttare Però sto anno gioca meglio fuori casa in Europa League, Leggermente le pazzesco. fasce, sembra anche a me. Già, Però non siamo in forma, quello è il problema, no? No, cane se ne va. Cane se ne va malissimo, Mito! Da best save. Buono il cross tagliato. Grande Barto. Credo che questa sia la prima volta che Mamma provano a attaccare i mia. centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ciao, dottor Puccio. Michelotto ha monito così a Ad random. allargare il gioco. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Dai, Bode. Scagliala. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante, sì, sarà solo rimessa da fondo. Me lo sento. Serve la fantasia di Guy. Serve la fantasia di Guy. Terence non mi è piaciuto neanche oggi. E Zincaro per un Michelotto che mi fa paura negli ultimi minuti di queste partite. Cerca spazio. Moussa Sissoko vuole la profondità. Ocio. Bandele Alli riceve un bel pallone. Michelotto lo si fa saltare. Ottimo Almeno dribbling. cannistra no. Era lanciato No, in che difesa. fallo! Oh! L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. La difesa sta lavorando molto per Eyman. limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse Veneziano per il questo è Bode. l'intento Dai, Bode. della Ah, difesa. peccato. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e Dai, arrivare ragazzi, subito attenti. davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Moussa Sissoko. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Bravo, Guy. Prolungata, ma possesso palla Guy, bellissimo per il Bode. Vai, Bode. Vai, Bode. Se ne va. Ah, non ci arriva il Cume. In modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la Non situazione è di fallo. difficoltà. Il Duca. Ha evitato un gol sicuro. Christian Eriksen. Attenti, ragazzi, dai, come col Villarreal, vi prego. Aurier. Vai, Bonito. Bonito! No! Parata del portiere. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver Bode. salvato il vantaggio. Prova di Man di testa, mamma mia. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Bandele Alli. Speriamo non sia un brutto segno. Azione fallosa. Avevo paura del passaggio in profondità. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. È davvero una bella serie di passaggi questa. Dai, Guy. L'arbitro assegna un calcio di Cos'è? punizione interessante. No, vabbè, no, se prendiamo gol da questa me ne vado. No, vabbè. No! Attenzione al tiro. Mamma mia. Vicinissimi al gol del 2-0. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. C'è mancato poco. Esce per Kane, meno trovare male. quel gol. Vederlo giocare Speriamo è più davvero un che piacere per gli occhi. Un talento puro. Guy, bellissimo qua, Guy. Prova la giocata Ah, nello Veneziano il spazio. Bode però va verso... Non ho capito se giocate del Bode. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pochi Occhio. minuti o addirittura secondi e sarà finita. Occhio, raga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Apicella la perde male. No! Sulla fascia. No! Sulla fascia, è libero. No! 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 Prova la conclusione. C'è il retropassaggio. Prova No. il tiro.
Mito, ti amo, cazzo. Ha mostrato una gran classe. Da bestia. Un'autentica parata d'istinto questa. Il Cume la perde. Ulteriore recupero. No, tornati indietro, difensore, tornati indietro. Christian Eriksen cerca la profondità. Porca puttana. Sissoko. No, si va a saltare Alamos. Roba nostra. Fallo! Ecco che la rimette in aria. Yes. E l'arbitro dice Come col Villarreal, mamma mia, la perdiamo 1-0 al ritorno, la vinciamo. solidità della squadra. Lasciano ben Si è andata sperare. bene, raga. Luca, cosa ne pensi di questa doppia sfida? Dopo la vittoria ottenuta all'andata, per loro oggi era fondamentale non perdere e ce l'hanno fatta, conquistando un pareggio molto Mamma prezioso. mia, raga, devi chiudere qua perché sono cotto, sinceramente. La chiudiamo qua, raga. La vedo oggi live, breve ma intensa. Guardiamo il sorteggio. Siviglia Fosburg, Real Sociedad. Andiamo a Sociedad perché siamo una Sociedad molto reale. Ok, raga, si può battere la Sociedad, eh? Mamma mia, che stagione anche questa. Noi o spagnoli o francesi. Ragazzi, notte a tutti, un saluto dal Cume, veramente grazie per questa meravigliosa live che ci ha portato insomma a buoni traguardi, però non abbiamo ancora vinto niente. Raga, un saluto dal comandante veneziano e vi saluto così oggi. Ma il freddo è freddo o è Gai che soffia su di noi? Ragazzi, questa è un'altra storia. Ciao!